Buonasera a tutti, visti TV, te novella de oie, die doichi de su mese de lampada, bamizza e vinti chimbe. Aspettate un attimino, anche devo mandare un'altra fotografia importante. Ecco qua, che se no nominare anche una proposta. Un attimo. Invia. Chat, ecco qua, inviata. Dunque, cominciamo diretto da come si presenta Sadie, si presenta Tadigo, più o meno viene in parallelo, questa fotografietta, ecco che lo libero, però non limpio, non è subbiaitino proprio, ma questo è un colore, un pacchetto biaito degli stili, insomma, un biaitino o pacchetto limpio. Ecco qua, questa è la situazione. Il limite non era su Saravallo di oggi non era solo il pleno tutto di 30 gradi di temperatura massima, e 8 di temperatura minima. Crasa, Amusu, allora, che Napura, sole pleno tutto di 33 gradi scrasa, temperatura massima e 21 gradi, temperatura minima. Guardate bene, arriviamo fino a 35 gradi domenica e lunedì e poi manteniamo su 30, 29, poi tutto sacchita, insomma. Bene, vediamo su qualche novità, va bene, allora la prima novità, scusa, lo zampillo è pulito perfettamente e funzionante, ma guardate bene che questo da essa dire, questa intervista su Sinnico è stato promessa mantesa, ecco, a Babella Biaitina in su Zampillo nostro di piazza Asproni con nota pure piazza Nova. Bene, io crediamo in via Salvemini, sono preschianne di strada poi via che asfalto nuovo, speriamo se lo sa per raccomandato schino l'accana che a corso di Piazza e Domo in un beccano uno in sterza s'arrota via che su ossu, cioè che questa via deve stare attento, scabile il marco veramente va a stare attenzionato che non accana somatessi adesso che hanno fatto un certo loco in via Brigata Sassari non è bilancolato su Prinzello e in via Colonnello Palma in un l'asfalto che bandato canne sterta la macchina virma via che su ossu e biresta su ossu, cioè cosa di non credere ma nato lo responsabile è che non bisogna distensare la macchina virma ma può fare a voi che vi poteva spondere un cartellone che avvisa a tutti lo schieni in via Colonnello Palma devo sterzare a macchina virma? Ma poi te voi in via Brigata e in via De Fenu o non potete sterzare a macchina virma? Cioè cosa? La risposta era proprio che noi stanno né in cielo né in terra, ecco comunque questa è via Brigata Sassari Prischiata, sul mezzo che si inchiudono in cui in basso, Prischian, Negalu e va bene. Ecco la invece a bella nuova, di questa bella iniziativa che è stata da essa cooperativa Istelai e patrocinata da Tepilora, che ha che parte appunto di questa iniziativa che già che Donzano, che è in inglese, culto, Tepilora culto, cosa suggerire non mi ammento mai, viene da Carcatero non si lamenta io a Teresero, comunque già tecnico che è Robert, mastro di terra pintata, che sta imparando a questo pezzinello come usare il tornio, proachere, una ziccara, un vaso, su questo insomma, il pezzinello è tutto interessato, viene a posto, viene a Sardegna, viene a posto, potete scherzare sul tornio, e quindi come te si vede veramente pizzinello interessato, ma viene associato, no, che sa il formeda, e chi ha inventato, e chi è a tu careda, chi magari non ha mai visto, ma chi la fantasia sua velata a mostrata, ecco qua, tutto viene a il mastro, mastra de terra, e de terra pintata,
ecco, inoltre, todos os piscineiros aqui neles se passando via succumbit, los durchedero, che los piscineiros dalle schitte vi tirano. Poi su zero vamos rapido la proiezione del Sumbra e su Vogu, Sumbra e su Oku, Metasente, tutto interessato, la scattera in tutto prena, insomma è stata una bella raionata dei Cominzu e poi viene una bella raionata dei Ine, ecco che Robert e chi Enrico Paolo, chi naedano adesso Vilmartu. Ecco qua, carcazzo la fotografia. Bene, andiamo da innanzi, si fa da moldeatelo, ecco, qualcuno ha perduto questo bussetto che impinna l'apis e così via, sicuramente del piscineggio minore, che l'ha perduto, crame, tabessete che l'inaro che l'ha collito. Bosamento poi, che domenica chienite, se non appetire, solde, sai, stesso miracolo, leva 90 chimbe, 80 chimbe, 80. Avviso questa domenica 15 giugno. Poi Bosamento Galo, il centro estivo 2025, apre il centro estivo 2025 da martedì 1 luglio a venerdì 8 agosto. È il primo delle lampade, quindi dalle 6:30 a mezzogiorno, rivolte ai bambini che frequentano l'ultimo anno di scuola materna e il primo anno delle scuole elementari. Per costi e di info contattare la biblioteca comunale di Biti, telefono eccetera eccetera, mail e così via. Iscrizioni entrano oltre mercoledì 18 giugno 2025 presso la biblioteca comunale. Poi Bosamento Puro, chi veste lo ticket, Unione dei Comuni del Montalbo, agevolazione ticket e parcheggio nei litorali dei comuni di Posada e Siniscola. Per i residenti del comune di Bitti è possibile ritirare i ticket presso la biblioteca comunale e se non si può ritirare in NIE, insomma, ecco, nel comune di Posada per i residenti dell'Unione esporre il contrassegno rilasciato dal personale direttamente presente nei pressi dei litorali della ditta Oikos. Bene, andiamo ad innanzi, andiamo a vedere il batte sul giornale di oggi. Caos in una sezione elettorale, slitta la proclamazione del sindaco di Nuoro, le schede sotto esame. Oggi continua il lavoro della commissione elettorale, batte la gestione, ma ormai i risultati sono chiusi, a modificare, si modificano carchi elezione dei carchi così seri, ma il Papa è fatto. Ci sarà ancora da attendere per la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, eletto con il 62,97% dei voti alla guida della coalizione del Campolargo. La commissione elettorale del Tribunale di Nuoro, riunita ieri nel Palazzo Comunale, ha comunicato che non è stato possibile concludere entro le 16 le verifiche sulle due sezioni escluse dal primo conteggio a causa di una criticità rilevante riscontrata nella sezione 34, quella di via Seneca. Diversa la situazione della sezione 39 presso le scuole di via Malta, dove le operazioni si sono concluse, lasciando però ancora in bilico la composizione definitiva del Consiglio Comunale. Oggi si procederà con la verifica completa della sezione 34. Consiglio in bilico, la sezione di via Seneca si rivela determinante per la definizione degli equilibri in Consiglio Comunale. Nella coalizione di maggioranza c'è chi ipotizza un ulteriore exploit del PD che potrebbe conquistare un sesto consigliere. Adesso sconto scappato ieri Kimber. L'ex vice sindaco Leonardo Moro, a scapito del secondo eletto dei progressisti. Ambizioni simili nutrono anche Uniti per Fenu, che con 2 consiglieri eletti spera nel terzo seggio.
così come il Movimento 5 Stelle in quest'ultimo caso potrebbe rientrare in consiglio Eleonora Angeleddu, ex assessora dell'amministrazione Soju, che può già festeggiare un risultato personale rilevante è Elia Carai, cardiologo del San Francesco e candidato del PD, di cui è anche responsabile per la sanità. Carai risulta il più votato in città, con 589 preferenze e potrebbe superare la soglia dei 600 voti. Da solo ha ottenuto più consensi di intere liste della coalizione avversaria che sosteneva Giuseppe Luigi Cucca. Bene, quindi sul PD potete andare via da Sese, mi pare di strano, ma comunque vabbè, lo scontro io ho già provato in base a dato che io chiedo. Oggi la conta finale dei voti, la commissione elettorale sbroglia il caso della sezione 34 di Via Seneca. Il commissario Pirisi chiude il mandato e saluta la città e i nuovi amministratori. Va bene, abbiamo già letto il Satiro Giornale, questa è nuova, l'abbiamo già letto, che sognone. La difesa del mondiale rally è una battaglia che non ha colori, infatti non che bisogna tutto, centro-destra, centro-sinistra, può difendere che accantuppare per Roma, finché che replicare questa bell'evento, insomma. Fronte comune senza colori di maglia per difendere il rally sardo. Anche a livello nazionale la politica isolana si schiera compatta, pronta a scongiurare qualsiasi tentativo di scippo di una manifestazione motoristica ormai iconica. Proprio da Roma, possibile candidata ad ospitare la tappa italiana del mondiale rally, che da 22 anni si svolge nell'isola, i parlamentari sardi si trovano tutti d'accordo nel ritenere irricevibile qualsiasi ipotesi di spostamento. Ma non ho compreso che comanda a Roma. Diabete. L'insulina settimanale, in arrivo anche in Sardegna. Il farmaco sarà inserito a brevissimo nell'elenco regionale dei rimborsabili. Tonolo narrata è un grande vantaggio, evita di dover fare iniezioni 365 giorni all'anno, praticamente basta fare una iniezione pro una chita. Non è il depacco contro la rivoluzione, Sarà disponibile a breve anche in Sardegna l'insulina settimanale, la novità che cambierà in meglio la vita di tante persone con diabete. Il principio attivo del farmaco si chiama Iccodex ed è stato approvato prima dall'EMA e poi dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Il nostro paese è il primo in Europa ad utilizzarlo. Bene. Ne siamo scontenti, veramente. Questo sì che sono bella nuova. Salva a casa, passaggio finale in aula, spiragli per un voto unanime. Una trentina di emendamenti presentati in consiglio regionale. 30 emendamenti. Ya è inutile. Intesa di fatto raggiunta tra maggioranza e opposizione sul salva a casa sardo. Oggi tornerà a riunirsi l'Aula e voterà i 30 articoli della legge, ma ieri il passaggio in commissione degli emendamenti proposti ha appianato buona parte dei contrasti tra Campolargo e centrodestra. La commissione, assetto del territorio, presieduta da Roberto Ligioi, ha infatti discusso 33 emendamenti, 22 presentati dall'opposizione e 11 dalla maggioranza. 8 e giunta 3 emendamenti da essere aggiunta. La maggioranza ha votato a favore dei suoi, peraltro la Commissione ha rimandato il giudizio all'Aula. Alcuni presentati dalle opposizioni non sono stati accolti. Centrali a carbone, slitta lo stop per Fiume Santo e Portoverme, cioè praticamente non queremos nessun tipo di altro generatore e quindi
il discorso è fatto, o nucleare o carbone, e quindi carbone. Dopo la lettera di Terna, il Ministero ha attivato le procedure di proroga. Le unità di produzione di EP e di Enel in marcia almeno fino a giugno del 2026, ma figurati, su 2026 che la stilano. CO2 a nastro in Sardegna. Crisi idrica, a rischio i conti della Sardegna. Acqua dispersa nelle condotte e giorni di siccità. L'agenzia mette a punto il Water Stress Index. Boom. L'allerta SEP di SEP. SEP è un'agenzia che si occupa di questa cosa. L'isola è tra i territori in Italia più esposti all'impatto. La siccità e la carenza idrica ha e avrà ancora più in futuro un impatto sul bilancio e quindi sul rating delle regioni, sia in Italia che in Spagna, e la Sardegna è tra i territori che rischiano l'impatto più pesante. Un impatto misurato dall'agenzia internazionale SEP, che parte, riporta il Sole 24 Ore, dall'inevitabile peggioramento della situazione dovuta al cambiamento climatico, nonché dal fatto che in questi due paesi sta aumentando la pressione turistica e vale solo per la Spagna, anche vale solo per la Spagna anche la popolazione, sta aumentando in Spagna pure la popolazione. Le spagnole sono più prolifiche. Rete dei trapianti, donatori in aumento ma pochi specialisti. Positivo il primo bilancio nel 2025, aumentano gli interventi al brutto, tanta assente quindi salvata da essere strapianto. Medici di base al lavoro, per ora niente pensione, stiamo con i nostri malati, meno male, ne si custodano. In una Barbagia Mandrolisai che fronteggia vari servizi sanitari, spiccano 3 medici di base che continuano a lavorare nonostante abbiano raggiunto l'età pensionabile. Obiettivo cardine: non lasciare sguarnito il territorio. Il caso di Giampiero Galizia, 71 anni, operativo tra Belvia, Arizza e Meana-Sarda, Franco Soro, 71 anni, Tiana e Ovorda, e Paolo Pelia, 70 anni, fa il suo paese natale Tonara e Arizza. La legge salva casa verso il via libera, ma i nodi restano. Namusa è dato da Satiro Giornale. 12 milioni per le aziende colpite dalla Blue Tongue. Sbloccate le risorse per il comparto zootecnico. Fondi per l'emergenza idrica. 12 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole danneggiate dalla Blue Tongue. Le risorse, già stanziate con l'ultima legge finanziaria, sono state sbloccate ieri dalla Giunta su proposta dell'assessore all'agricoltura Gianfranco Satta. Si aggiungono alle economie residue già in disponibilità dell'agenzia Laore Sardegna, al fine di coprire un fabbisogno economico di circa 25 milioni di euro di indennizzi a favore delle aziende colpite nel 2024. La guerra possibile, Cagliari bombardata da 6 missili russi. È una simulazione di guerra, chiaramente, polemiche sulla fase simulata dell'esercitazione Joint Star di 2 settimane fa, perché l'isola non è una capitale europea, perché l'isola è stata posta in discussione e non una capitale europea. La domanda è scusa in questa simulazione. Come mai la Russia manna questo duo luce? Si può ipotizzare che questo duo missile arrivi in Sardegna e non una capitale europea? Buchi nella difesa contraerea è il pretesto per la corsa al riarmo? Questa è la domanda, sì.
Ziakene e Nosakimos. Terzo mandato, questo in occasione sul centrodestra, anche Hitler fu votato. Tajani contro l'incrostazione al potere dei governatori, l'ira della Lega. E vabbè, pazienza. Dopo l'apertura di Fratelli d'Italia arriva il no adesso dei Tajani, insomma, di Forza Italia e pure di noi moderati. I salviniani decidano i leader, ecco qua, che ne forza mantenere la regione in un bebana governatore. Intanto, dopo il flop nelle urne, serve un confronto, convochi la direzione. I riformisti Dem sfidano Schlein, cioè, quindi, insomma, non ben esploso questo concordo. Nel PD si apre il dibattito sul flop ai referendum, ma perfino stabilirne la forma non è facile. L'area riformista del partito, da subito fredda sui quesiti, ha chiesto un confronto alla segretaria Elly Schlein, che li ha invece sostenuti con convinzione. Tempi e luoghi restano da definire, ma dopo 24 ore di burrascose e consultazioni, Stefano Bonaccini, presidente del partito e leader della minoranza interna, in un'intervista al Corriere ha chiarito che convocare una direzione è doveroso. Insomma, l'invito a Schlein è di convocare il parlamentino del partito per discutere quel che è successo e ciò che si deve fare, perché quando vota meno di un terzo degli elettori, ha messo Bonaccini è una sconfitta. Ma Schlein ha nato che 14 milioni è un successo. Cina e Stati Uniti fanno la pace sui dazi, terre rare e studenti al centro dell'intesa, ma i mercati sono molto dubbiosi. L'annuncio di Trump al termine di una maratona negoziale di 48 ore tra i due paesi. Ma chissà chi si è gai. Intanto Elon Musk si pente, sono andato oltre, evidentemente altri sbagliati la dose di anfetamina o di calesia droga, apertura Alticon, quindi ha compreso chi la bussa sui nari, da che Trump, che la macchina sua, l'azienda sua, da innanzi, si arriva a dinari. Nella feroce faida consumata a mezzo social da Donald Trump e Elon Musk, anche il pentimento è affidato ad X, ex Twitter, ad un post delle 3 del mattino per la precisione, cioè Baita ne sta chizzo, nel quale l'uomo più ricco del mondo ammette di essere dispiaciuto per alcune offese rivolte al suo ex amico. È il secondo tentativo in pochi giorni da parte del patron di Tesla di ricucire lo strappo con il presidente dopo l'eliminazione del post, forse più controverso, quello in cui accusava Ted Donald di essere legato ai crimini del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Sono andato troppo oltre, mi dispiace, confessa Musk. Regola saddosa, satela via. La rivolta, arresti di massa a Los Angeles, oltre 500 fermati in pochi giorni, prima notte di coprifuoco. Praticamente in Los Angeles, California, basta protesta di piazza, prosa deportazione dei immigrati e quindi è stato mandato da Trump l'esercito. L'esercito non è sempre che si può mandare, se non basta emergenza nazionale. Il dramma di Gaza è inaccettabile. Questo è Mattarella e Lussemburgo, la situazione a Gaza è inaccettabile. È giunto il momento di un cessate il fuoco, ma soprattutto di riprendere la strada verso l'unica soluzione possibile, quella dei due stati, due popoli.
Bene, che in questo amor finito, si tengono verrà de oie e non damos appuntamento, torna a casa. Allora, a mezzo il video e buon a tutto dai Bizzi TV. Adios e mezzo a casa.